I segreti del conservatorio. Palazzo Pisani a Santo Stefano ben rappresenta la grandiosità di una delle famiglie più ricche della storia della Serenissima, che dopo aver edificato Villa Pisani a Stra iniziò la costruzione del palazzo più grande di Venezia dopo Palazzo Ducale, non esitando a farsi strada verso il Canal Grande acquistando stabili pur di assicurarsi un ingresso d'acqua. 10.000 metri quadrati, 200 stanze, 500 finestre. Dal 1940 Capisani ospita il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, degno custode di tanta grandezza. Tra sale di studio e il suono di 1000 strumenti è entusiasmante mettersi alla ricerca dei misteri e dei segreti che il palazzo serba ancora racchiusi, come la biblioteca voluta nel Settecento da Almorò Pisani, che conteneva una collezione di autori eretici per la quale aveva ottenuto una licenza da Papa Benedetto XIII. Ancora oggi, nell'atrio della biblioteca si possono ammirare gli stucchi che ritraggono Lutero e Calvino, assieme alla nicchia che conteneva esposta la dispensa papale. Fatti pochi passi, si incontra in una stanza ciò che alcuni storici hanno riconosciuto come un tempio massonico, dotato di 2 colonne centrali e affacciato su un canale. Tutto il mezzanino, in realtà, è disseminato di simboli massonici, che sembrano creare un percorso destinato a condurre a questa stanza. Ultimo, ma non ultimo, il Museo della Musica, che il Conservatorio si appresta ad ampliare per poter essere aperto al pubblico al più presto. Assieme a preziosi strumenti musicali antichi, mostra delle chicche tutte da scoprire, come la bacchetta e il basco di Richard Wagner. Venezia conserva ancora qualcosa del grande compositore tedesco, che amò la città al punto da sceglierla come sua e morirvi. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.